Al Morgavi di Genova va in scena uno scontro salvezza tra Cella 1956 e San Cipriano, match valevole per la 18ª giornata del campionato di promozione Girone A. Le due squadre sono appaiate a quota 14 punti rispettivamente 14ª e 15ª, entrambe alla ricerca di punti per abbandonare la zona play-out. Prima azione di gara con il tiro cross di Rogai, allontanato però da un attento Alesso. Solo 40 secondi più tardi Vulpes serve in profondità a Vaccaro, che arriva sul fondo e mette in mezzo proprio per il numero 9, che domestica e gira, conclusione però alta sopra la traversa. Al quarto d'ora gli ospiti la sbloccano con il traversone in Messina che diventa un assist perfetto per Vaccaro, che in rovesciata realizza uno strepitoso gol che vale proprio il secondo centro stagionale. La reazione dei padroni di casa è immediata, con Raso che sfonda a destra e crossa sul secondo palo per Muscolo, che trova davanti a sé una grandissima parata di Alesso. Al 31esimo ci prova dalla distanza Sannino, la sua conclusione è forte ma centrale, quindi Alesso respinge via. Al 40esimo gli ospiti raddoppiano, con uno schema da corner che porta Messina alla conclusione. Il tiro, probabilmente deviato da Flori, inganna Papini e si insacca in rete, regalando così la prima gioia stagionale al centrocampista classe 96. La prima frazione di gioco si conclude con un tiro dalla distanza di Capitan Bondelli, che termina di poco lato. La ripresa si apre con il San Cipriano sempre in avanti, infatti ha una tripla occasione nell'arco di 10 minuti, prima con la girata di Urso che termina alta, poi con il colpo di testa di Vulpes che sfiora il palo e infine con Vaccaro che ha una doppia chance. Prima colpisce il palo e poi non riesce a superare Papini da pochi passi. Ancora a 7 ospite prova un tiro cross da destra al 66esimo, ma il suo tentativo termina direttamente fuori. A 20 dalla fine, per eccessive proteste, Rogai viene espulso, anche se 10 contro 11 i padroni di casa hanno una doppia opportunità, prima con la punizione di Rogerone che trova Cosmi, ma la sua girata termina alta, e poi con Celano che calcia dal limite, tiro però debole e centrale. Al 78esimo gli ospiti calano il tris, con il cross di Urso che termina direttamente in porta, che vale come il secondo centro stagionale per il giovanissimo classe 2004. Dopo quasi 5 minuti di recupero il direttore di gara fa la mischia, fischia 3 volte, al Morgavi di Genova al San Cipriano conquista i 3 punti, salendo così a quota 17 scavalcando proprio Cella.